Buongiorno, eccoci. Oggi 30 giugno, gasati a 1000, come sempre, come tutti i giorni di gara. Una giornata splendida e una location splendida, Parco Adventureland a Borno, nel cuore dell'Altopiano del Sole. Oggi 300-400 atleti, ancora non lo sappiamo, dovranno affrontare i 12 km del percorso della Monte Altissimo Sky, che porta ai 1800 metri del rifugio altissimo, proprio in alto alle mie spalle. È un percorso impegnativo, molto impegnativo per i biker, sicuramente anche impegnativo per i runners, ma siamo convinti che in un posto così bello, un percorso così anche al fresco, oggi si potranno divertire veramente molto. Noi siamo pronti, tra meno di 10 minuti prenderà il via la parte a piedi e su al rifugio hanno allestito una location d'arrivo veramente splendida, con un ristoro davvero esagerato, quindi gli atleti potranno beneficiare di un ristoro ben fatto e soprattutto beneficeranno di un panorama incredibile. Vi aspettiamo, seguiteci con le immagini di MTV Channel e arrivederci a presto. Siamo alla seconda edizione quest'anno della Monte Altissimo Sky Bike, quest'anno oltre alle biciclette è abbinata anche la Sky Run, quindi una gara di corsa a piedi. Siamo decisamente soddisfatti, la collaborazione di società funivie della Borno Ski Area e di Adventureland con gli organizzatori, quindi con Matteo Pedrazzani e tutto il gruppo Corre in Time, credo abbia dato davvero degli ottimi risultati. Quest'anno solo la seconda edizione e siamo oltre i 300 partecipanti, quindi un risultato del tutto soddisfacente. La gara si svolge oggi in una giornata davvero fantastica, quindi penso che anche tutti i corridori e bikers potranno godere dei nostri paesaggi, scoprire il nostro territorio e spero che sia questo un motivo per rivederli presto nostri ospiti, per tornare a trovarci e godere appunto delle bellezze che Borno e tutto l'Altopiano del Sole potranno offrirgli. Okay, credo non servano tante parole, ma sia meglio guardare le belle immagini che ora andranno in onda, che meglio descriveranno quello che è il paesaggio e il percorso di gara.
presi adesso. Calmo la mia. Maggio, turista. Minchia! Lasciatemi sperante voi che entrate.
Non ho beccato uno, o vanno troppo forte loro. Sofferenza. Da morire. Oh cazzo. Sei cristiana, Battista? Mila. Ciao a tutti, bella gara ma molto dura, eh. Buongiorno a tutti, è un evento eccezionale. Per la prima volta dopo 13 anni che faccio le gare, mia moglie Monica è venuta a vedermi. Nemmeno agli italiani a Brescia era venuta a vedermi. Qua a Borno è un evento, speriamo, neanche una nuvola. Vuoi dire qualcosa? Ebbene sì, era il posto che meritava, non tanto il marito, quindi dovevo venire. Come sempre del resto. Grazie Beppi. Allora Francesco Mensi, oggi il miglior tempo qui alla cronoscalata di Borno, che gara è stata per te? Allora sì, è andata bene, è stata una gara molto dura,
perché la salita era molto impegnativa e poi diciamo che faceva anche molto caldo, quindi bisognava essere bravi anche a gestire un po' le forze, non partire troppo forte, perché sennò qua alla fine sul pezzo tosto poi si pagava. Tracciato di gara con dei panorami fantastici. Sì, beh, queste sono le mie zone, io abito qui in Val Camonica, quindi le conosco bene. Qui la zona è bellissima anche per chi viene a accompagnare noi che facciamo la gara, è un posto spettacolare. Prossima gara? Prossima gara, settimana prossima, sempre qui a Borno. Luca Bergamini, Monte Altissimo Skybike, che gara è stata per te? Gara davvero bella, poi salita come piace a me, il tecnico in discesa divertente, si mischiava troppo nel bosco, era bello, le radici spettacolari, e poi l'ultima salita qua, quando ho guardato su e ho visto l'arrivo, ma in realtà c'era tipo una rampa, così ho detto vabbè, è da fare, però non bisogna mettere giù il piede assolutamente. Però è andata bene, dai, divertente. Sei riuscito a vedere i panorami? No, ma che, quando mai? Il panorama non si vede mai in gara. All'arrivo, che dopo che ho ripreso l'ossigeno al cervello, spettacolare. Siamo andati lì dove c'è l'arrivo della seggiovia, è stupendo, si vede tutto, stupendo, veramente bella gara. Allora Anna Negrisoli, campionessa nazionale cronoscalata AXI, che esperienza è stata oggi? Oggi è stata una bellissima cronoscalata, ma faticosissima. Io soffro il caldo e l'ultimo pezzetto per me è stato veramente micidiale, però bello. Percorso come l'hai trovato? Percorso e organizzazione? L'organizzazione è impeccabile, percorso bello, ma come ti dico l'ultimo pezzo è veramente impossibile per me, infatti l'ho fatto a piedi. Prossima gara? Prossima gara è qui a Borno il 7 di luglio. Allora, Palonespoli, secondo di categoria, qui al campionato nazionale crono AXI, che esperienza è stata oggi? Sì, buongiorno a tutti. È stata una bella esperienza, purtroppo sempre secondo come l'anno scorso, c'è sempre qualcuno più forte di me e niente. Era l'obiettivo, centrare questa maglia, non ce l'ho fatta neanche ancora, va bene così comunque. Tanta fatica ma percorso bellissimo. Percorso stupendo, la giornata è magnifica, tra l'altro l'anno scorso faceva più freddo, quest'anno era caldo ma non si stava bene, si pedalava bene, purtroppo hanno deviato il percorso rispetto all'anno scorso, l'hanno allungato un pochino, l'hanno portato sul versante dall'altra parte e era molto più duro e purtroppo io lì mi sono giocato la maglia perché ho cominciato ad avere un po' il calo negli ultimi 200-300 metri. La stagione come continuerà? Ma adesso diciamo che voglio continuare perché giustamente quest'anno non ho fatto niente col discorso anche che abbiamo organizzato l'italiano XC a fabbrica noi, per cui è stato un po' diciamo un fermarsi col correre per dare più disponibilità anche per questa organizzazione. Allora Corrado Cattina, un veterano della mountain bike, com'è stata oggi? È stata dura veramente, una gara dura, ho dovuto gestire e difendermi, non sono uno scalatore quindi ho dovuto gestirmi al meglio. Percorso duro ma panorami fantastici. Fantastici veramente, panorami fantastici, ne vale la pena. Allora Sonia, ti ho visto faticare non poco, specialmente sull'ultima rampa, com'è stata oggi? Dura, durissima, non sono una scalatrice ma penso che è stata dura anche per chi è scalatore, oggi è stata dura. Percorso duro ma panorama? E chi l'ha visto? Ho visto i sassi. Sguardo basso e via andare, però qui all'arrivo... Bellissimo, dai, almeno un po' ti rincuora arrivare qua su tanta fatica per questo. La stagione come continuerà? Continua con questo circuito che l'ho scoperto quest'anno, è tremenda voglia ed è bellissimo e lì insomma mi batto bene, sono terza per adesso e poi faccio l'Easy Cup e vediamo se riesco a spuntare qualche posizione.
Anche questa Monte Altissimo Skybike finalmente giunge al termine. Una gran sofferenza per tutti i biker, le orecchie mi hanno fischiato parecchio, devo dire. Effettivamente è una gara dura, una salita impegnativa, tosta. Questo lo sapevamo, ma crediamo anche di aver offerto uno spettacolo incredibile, unico. Qua sopra è stupendo, il panorama, il clima di festa, è stupendo il ristoro e tutto quanto è stato proposto agli atleti. Fatica sì, impegno sì, sofferenza sì. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per questo evento, perché come tutte le cose è molto impegnativo, quindi in primis il Rifugio Monte Altissimo e le società funivie, il Comune di Borno e il Comune di Piancogno che hanno messo a disposizione uomini, forze e risorse per poter realizzare, e un sacco di volontari che si sono messi disponibili per dare una mano. Per noi dello staff dell'Emporio Sport Team Bike Adventure è sicuramente una gran soddisfazione, siamo molto felici e ovviamente per noi appuntamento a domenica prossima per la Valle Camonica Bike Enjoy, per la Gran Fondo e appuntamento anche per una permanenza qua sull'Altopiano del Sole. Grazie a tutti! Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.